Buonasera, continuiamo questi nostri appuntamenti televisivi in videoconferenza. Questa sera abbiamo il vicepresidente della Regione, nonché assessore all'economia e al bilancio, professore Gaetano Ormao. Grazie professore per aver accettato il nostro invito, nonostante i suoi tanti impegni. Ecco, parliamo un po' del dopo Covid, questa nuova fase che la Sicilia sta attraversando, facendo un po' un passo un po' indietro per come ha vissuto, come si è vissuto, diciamo, questo momento di lockdown, di isolamento un po', anche lei privatamente, e poi, diciamo, estendiamo anche all'attività che lei svolge presso la Regione. Allora, io lockdown non ne ho potuto fare, non ne ho fatto perché paradossalmente il lavoro per chi ha responsabilità di governo si è accresciuto enormemente. Abbiamo vissuto ovviamente dentro gli uffici, tra la presidenza, l'assessore al bilancio e l'economia, su tutti i temi cruciali, le ordinanze, i confronti con la presidenza del Consiglio, con i ministeri, riunioni, e con la difficoltà di avere 8.000 dipendenti in lavoro a distanza, quindi con un appesantimento anche delle relazioni umane, purtroppo, che è fermo restando l'esigenza di dover dare risposta tempestiva per disposizione di atti amministrativi, di atti normativi, di circolari. È stato un lavoro molto duro. La Sicilia ha resistito bene sul piano della salute, e dobbiamo fare in modo che resista bene anche sul piano economico-finanziario. Le previsioni purtroppo sono complicate, sapete bene che la Sicilia e tutto il mezzogiorno d'Italia, effetto di 10 anni di abbandono del sud inaccettabile, hanno avviato e hanno incrociato il tema dell'epidemia, della pandemia, con un meno 13 rispetto al 2007. Cioè noi, quando è cominciata la pandemia, eravamo a meno 13 di PIL rispetto al 2007, perché negli ultimi 5 anni, che sono gli anni nei quali il paese, il centro-nord, ha recuperato, purtroppo negli anni precedenti non si era riusciti a recuperare. Noi eravamo già in crescita, stavamo crescendo come regione, eravamo già la regione che spendeva di più in termini di risorse europee, quindi ci apprestavamo ad avere un anno importante nel turismo, nell'utilizzo dei beni culturali, nella ripresa dell'economia, nella riduzione di oltre 800 milioni di euro del debito regionale. C'erano tutte le premesse per un anno buono. Purtroppo è arrivata questa tragedia che colpisce tutto il continente, ma colpisce soprattutto il sud d'Europa e il sud d'Italia. Ripeto, con meno 13 già di PIL all'inizio, e un meno 10 certamente che avremo, con la possibilità di innestare più risorse possibili in termini di liquidità, e non solo i sussidi, ma di sostegno alle imprese per farle ripartire. È un momento difficile, ma la Regione sta mettendo in campo tutte le misure. Abbiamo votato una legge di stabilità da oltre 1,5 miliardi, abbiamo approvato un bilancio da oltre 22 miliardi di euro, tutti immessi in circolazione, con l'obiettivo di far soffrire il meno possibile la Sicilia. Abbiamo lanciato l'assistenza alimentare, lo strumento straordinario di liquidità attraverso IRFIS. Abbiamo introdotto per primi in Italia il fondo perduto, mentre lo Stato è arrivato solo dopo tante proteste al fondo perduto, avendo preferito accompagnare le imprese e le famiglie in banca. L'effetto è stato quello che è sotto gli occhi di tutti, perché un po' perché la Sicilia e tutto il mezzogiorno hanno circa un 20% di economia sommersa, un po' perché molte delle imprese che sono vivono in economia emersa, ma hanno un appesantimento di storia bancaria, quindi hanno degli insoluti o hanno delle rate non pagate, e solo per questo non possono accedere neanche ai 25.000 euro. La situazione è tale che appunto nel sud queste misure di affidamento al sistema bancario con garanzia pubblica stanno funzionando poco, tant'è che il rapporto tra numero di imprese e affidamenti previsti dalla legge sul Covid vedono un favore nei confronti del nord, cioè più affidamenti che imprese, e un pregiudizio nei confronti del sud, più imprese che affidamenti. Quindi diciamo una manovra importante, ma gli esiti
quando si avranno di questa manovra, Presidente? Perché avete approvato i primi di maggio, ma ancora diciamo, ci sono risorse che ancora diciamo, non possiamo materialmente usufruirne, ci sono dei tempi tecnici, penso anche così un po' egoisticamente al settore dell'editoria, a cui diciamo, avete fatto uno sforzo notevole, ma senza dimenticare anche gli altri settori che magari ora così a macchia di leopardo vogliamo anche focalizzare ai tassisti, come il turismo. Esatto, ai tassisti, agli albergatori, ai gestori di lidi, a tutti coloro che appunto hanno subito un pesantissimo pregiudizio al Covid. Vedete, lo Stato ha avuto da Bruxelles l'autorizzazione a sforare il deficit di 80 miliardi. Quindi sostanzialmente ha lanciato sulle spalle dei nostri figli l'intervento che stiamo realizzando adesso. Quindi gli 80 miliardi non ce li abbiamo, ci stiamo indebitando, li andiamo a prendere sul mercato e li pagheranno noi e i nostri figli nei prossimi anni. Misura necessaria perché bisogna sopravvivere. Primum vivere deinde filosofari, dicevano i latini. Quindi dobbiamo sopravvivere, quindi è importante non lasciare macerie ai nostri figli, ma lasciare possibilmente un sistema che funziona. La Regione, a differenza dello Stato, non può operare in deficit. Quindi noi, per finanziare le misure aggiuntive, il 1.400 milioni che abbiamo messo a servizio dell'economia siciliana, non potendoci indebitare per questo, non potendo far deficit, abbiamo fatto nell'unico modo che potevamo, cioè utilizzando i fondi extra regionali affidati alla Sicilia, in particolare il programma complementare, definito POC, che è un programma dove vanno a confluire le risorse che derivano dal cofinanziamento nazionale ai fondi europei e che sono state liberate, quindi sono risorse nazionali. Abbiamo ipotizzato l'utilizzo di circa 1,4 miliardi più 100 milioni di FSC, Fondo Sviluppo e Coesione, ma questo passa dall'accordo con lo Stato. Lunedì scorso c'è stato un incontro col Ministro che è andato molto bene in questo senso. Già io ero al Ministero dell'Economia, il Presidente della Regione era dal Ministro del Mezzogiorno e della Coesione, e sostanzialmente c'è un orientamento molto positivo. Quindi la prima tranche di questo 1,4 miliardi potrà essere messa nelle prossime settimane in movimento. E chiaramente uno dei settori prioritari è quello dell'informazione, che ha subito in questi mesi, mentre la grande informazione nazionale ha avuto un surplus di domanda perché molta gente stava attaccando al televisore molto più tempo, l'editoria minore cosiddetta ha avuto invece un pregiudizio perché ha avuto un caro pubblicitario drammatico e quindi dobbiamo far fronte e dobbiamo far sì che le imprese non chiudano. Io utilizzo il paragone della lampadina. L'impresa non è come una lampadina, la testata giornalistica non è come una lampadina che se si fulmina la compri nuova, la avviti e riaccendi. Un'impresa che muore è un buco nero nell'economia. Prima che si ricostituisca quel tessuto che viene lacerato con la morte di un'impresa, ci vogliono anni, perché l'imprenditore che fallisce o che cade si porta dietro la sua capacità, la sua esperienza, i suoi rapporti, le sue relazioni, ed è una perdita secca per quell'economia. Quindi dobbiamo fare in modo che l'economia resista per poi rilanciarla, ma prima di tutto dobbiamo resistere. Ecco perché questi sussidi, queste misure previste dalla legge di stabilità. Per ripartire diciamo, il settore trainante chiaramente è il turismo. Stiamo vedendo però che purtroppo le tariffe aeree sono sempre altissime. Per venire in Sicilia l'Alitalia chiede 250 euro un biglietto, mi costa personalmente perché ho mia figlia che insomma si trova a Milano, per cui addirittura EasyJet si parla di oltre 300 euro. Si era parlato di una continuità territoriale, anche lì diciamo, quando si avranno dei benefici concreti anche per chiaramente non solo nel settore aereo ma anche negli altri campi. Allora, l'iniziativa di Alitalia, per esempio quella di abbandonare Trapani, è scandalosa. Il Presidente della Regione è stato molto determinato, Musumeci ha condannato questa misura di Alitalia, chiedendo un impegno serio per garantire la continuità territoriale della Sicilia. L'assessore Falcone, insieme all'assessore dell'economia che sostiene finanziariamente questa iniziativa,
iniziativa lavora sul piano della continuità territoriale, mentre abbiamo aperto col tavolo del Ministero dell'Economia il riconoscimento della condizione di insularità. Vedete, è pacifico a livello europeo che le isole devono avere un riconoscimento particolare. Quindi tutto il tema della continuità territoriale, che è stato utilizzato male negli anni passati, soprattutto nel quinquennio di Crocetta, dove non è stato fatto neanche un passo avanti, quando invece altre regioni come la Sardegna hanno ottenuto la continuità territoriale, mentre la Sicilia non l'ha ottenuta. Oggi noi stiamo cercando di recuperare il tempo perduto, ma è urgente che lo Stato faccia la sua parte, non possiamo farlo da soli, a meno di costituire una società di trasporto aereo. Questo sarebbe, a mio avviso, la soluzione ottimale, un po' come ha fatto la Sardegna, che tramite Air Italy ha un rapporto diretto con una società aerea, ma soprattutto l'esempio virtuoso è quello della Corsica. Con 400.000 abitanti, la Corsica ha una propria linea aerea, come Malta con 400.000 abitanti, cioè piccole isole con grande vocazione turistica, hanno dato risposta all'esigenza costituendo una società aerea. A mio avviso, se continuiamo a pensare che all'Italia a bassi prezzi, una società che ha buchi finanziari enormi, a bassi prezzi per favorire la Sicilia, a mio avviso è una battaglia che dobbiamo fare, ma è una battaglia che non ha grande respiro. Noi dobbiamo puntare ad una società aerea regionale che serva la Sicilia, che abbia una calibratura sul turismo siciliano, dove la politica non conti nulla, dove ci siano le camere di commercio, ci siano le associazioni di categoria, ci siano le associazioni di albergatori, cioè ci siano gli operatori col sostegno della regione, che deve fare soltanto da supporto, non deve mettere dito, mettere becco nella gestione imprenditoriale della società. A mio avviso questa può essere la soluzione. La offro alla vostra riflessione, credo che sia una soluzione che, ripeto, deve prendere ad esperienza quello che è accaduto in Corsica e che è accaduto a Malta. Purtroppo in passato abbiamo avuto delle aziende siciliane che si sono cimentate nel settore dell'aerotrasporto, ma abbiamo visto... Ma si sono messe a fare i voli per Bucarest, cioè il tema qual è? Che una società regionale deve essere funzionale al turismo, cioè deve fare soltanto le tratte che servono al turismo e quelle verso Roma e Milano, che sostanzialmente poi sono le due capitali, una politica e una finanziaria del paese. Se si mettono a fare le tratte più incredibili e vanno in giro a cercare dove si possono fare guadagni inventandosi cose che poi non reggono, perché quelle le deve fare l'imprenditore che rischia. Una società regionale deve fare soltanto le tratte che portano turisti in Sicilia, e chi vuole venire in Sicilia deve sapere che con quella compagnia aerea può arrivare senza pagare cifre che rendono poi non competitivi i sacrifici dei nostri albergatori, perché se un nostro albergatore taglia di tutto pur di essere competitivo e poi il biglietto aereo costa i prezzi che dice lei, il suo sacrificio è del tutto inutile e noi non possiamo rendere inutile il sacrificio dei nostri imprenditori. Agrigento a Lampedusa, ecco, penso alla difficoltà che c'è, diciamo, anche verso il turismo a Lampedusa. Ho letto una nota che il sindaco di Lampedusa Martello, insomma, si è anche lamentato perché c'è anche un caro biglietti, i biglietti chiaramente costano di più perché c'è meno posti, per cui, diciamo, è anche difficile per loro, no, Presidente? Certo, è difficile. Agrigento ha in questi anni avuto uno straordinario sviluppo soprattutto del bed and breakfast, della piccola imprenditoria, e questa la dobbiamo sostenere assolutamente in modo che non chiuda. Noi domani avremo una giunta importante, il Presidente Musumeci l'ha convocata proprio oggi, considerando e approfondendo il tema della continuità territoriale. Non possiamo perdere tempo, dobbiamo accelerare, ma ripeto, da soli non possiamo fare nulla tranne che scegliere la strada della nostra società aerea, altrimenti abbiamo bisogno dell'impegno dello Stato. Lo Stato deve fare la sua parte. Noi siamo italiani a tutti gli effetti, non siamo italiani al 50%, come era quello che era nero a metà. Noi siamo italiani al 100% e dobbiamo essere trattati da italiani, quindi è un tema nazionale che va rispettato. Parliamo del documento di economia e finanza, il cosiddetto DEF. So che c'è stata un'interlocuzione, lei è stata anche particolarmente critico, insomma, sì, cosa si ci aspetta, quale futuro si ci aspetta? Allora, il documento di economia e finanza dello Stato
in qualche modo intercetta nulla del Mezzogiorno, della Sicilia. È in una situazione veramente drammatica. È come se purtroppo il Ministero dell'Economia ha un approccio all'Italia come se l'Italia fosse un paese coeso, un paese dove da Racalmuto a Vipiteno le imprese sono le stesse, il reddito familiare è lo stesso, il PIL è lo stesso. Quindi ovviamente la ricetta viene proposta in modo omogeneo su tutto il paese. È come un medico che ha due pazienti che sono gemelli, hanno la stessa storia sanitaria e ovviamente se hanno un problema di gastrite gli dà lo stesso medicinale. Ma se invece, come purtroppo nel nostro paese c'è una divisione drammatica, un divario che sta diventando un canyon tra il nord e il sud, è come se un medico di fronte a due pazienti, uno diciamo, con problemi cardiaci pesantissimi e un altro normale, dia la stessa medicina senza preoccuparsi che quella medicina al malato di cuore può dare effetti collaterali molto pesanti. È chiaro che le medicine hanno effetti diversi. E questo è accaduto. Quello che contestiamo noi a Roma è di aver dato una ricetta unica per un paese diviso e gli effetti si vedono. Per cui al nord sta ripartendo l'economia, addirittura le risorse finanziarie che vengono date vanno più al nord che al sud, e al sud l'economia si appesantisce. Allora abbiamo chiesto un intervento straordinario che tenga conto di questa differenza, abbiamo chiesto che il DEF venga rivisto perché così non cita, non considera minimamente né la Sicilia né il sud, e noi ci apprestiamo a varare il documento di economia e finanza regionale che entro fine mese porterò in giunta e poi presenteremo all'Assemblea regionale, che sarà speciale, sarà un documento che riguarderà un'economia ferita, un'economia drammaticamente ferita che però deve ripartire. Presidente, invece i rapporti con l'Europa, penso ai fondi POFES 2014-2020, ecco, c'è un'interlocuzione, ecco, si può avere di più dall'Europa o siamo sempre legati all'intermediazione dello Stato italiano? No, ovviamente noi non abbiamo personalità giuridica europea perché la personalità ce l'ha lo Stato e quindi operiamo sempre in negoziato attraverso lo Stato. Però devo dire, intanto riconoscere che l'Europa ha fatto uno sforzo straordinario. So che ci sono molti critici tra i nostri concittadini dell'Europa, però non si può non riconoscere all'Europa un'accelerazione nelle concessioni fatte a tutto il territorio europeo, ma in particolare all'Italia attraverso la BCE, attraverso BEI, attraverso i vari programmi, attraverso l'incremento del livello della soglia per il riconoscimento degli aiuti di Stato, quindi consentendo di accedere a finanziamenti anche più consistenti a imprese che altrimenti non avrebbero potuto beneficiarne, o pensiamo anche alla possibilità di riconvertire i fondi europei utilizzandoli per le esigenze sanitarie, di protezione civile delle imprese. Quindi l'Unione Europea ha fatto uno sforzo enorme. Scusate il telefono chiuso. Diversamente diversamente invece avviene con cioè il paese membro, cioè l'Italia, che deve celermente consentire questa riconversione. Noi abbiamo un negoziato con il Ministero del Sud in questo senso e a breve concluderemo e trarremo le conseguenze necessarie per stipulare un accordo col Ministro Provenzano che ci consentirà di riconvertire completamente tutti i fondi europei e i fondi complementari. Presidente, uno dei settori particolarmente critici, abbiamo visto anche il Presidente Musumeci prendere una forte posizione, è stato quello relativo alle infrastrutture, alle strade, diciamo che sono un colabrodo. Come si fa a turismo con l'ANAS che ancora deve completare tante strade, le autostrade, insomma le arterie più importanti? Anche in questo secondo me siamo molto indietro. Sì, pensare che per realizzare la ricostruzione di 250 metri quadri di ponte in autostrada sulla Palermo-Catania, l'ANAS sta impiegando 5 anni e ancora non ce l'ha consegnato, mentre il ponte di Genova, orgoglio nazionale, attenzione, qui nessuno sta dicendo che non è stata cosa buona e giusta, ma proprio per questo diventa assolutamente emblematico, il ponte di Genova è stato messo su in pochi mesi. E allora il dato è che ANAS non può trattare la Sicilia come uno scendiletto, e questo l'abbiamo detto più volte,
non hanno sentito, hanno fatto orecchie da mercante, e a questo punto ci siamo orientati come giunta di governo, il presidente Musumeci è stato molto chiaro, a un'azione di risarcimento di diversi miliardi nei confronti della ANAS per quello che non sta facendo in Sicilia da anni, non da mesi, da anni. È chiaro che noi peraltro abbiamo preteso e ottenuto dallo Stato 540 milioni di euro con il negoziato finanziario fatto per le province. Oggi abbiamo assegnato 100 milioni di euro alle nostre province. Sapete che le province le abbiamo trovate dalla gestione precedente in condizioni disastrose, le stiamo rimettendo in piedi perché le province sono uno snodo essenziale per intervenire sulle strade provinciali, che sono la rete complementare a quella ANAS. Voi sapete, tutti pensano che la regione abbia la gestione delle strade, non abbiamo neanche il 5% delle strade di tutta la Sicilia. Le strade sono comunali e ovviamente quelle comunali, poi provinciali e statali. Quindi è chiaro che l'intervento che stiamo facendo è a doppio mandato. Da un lato convincere ANAS a investire le risorse in Sicilia. Il nostro compito non è far causa all'ANAS, il nostro compito è portare ANAS a fare gli investimenti veloci che deve fare in Sicilia. Ma è per questo, se è necessario litigare, litigheremo pesantemente, come stiamo facendo. Dall'altro abbiamo ottenuto 540 milioni di euro dallo Stato nell'accordo finanziario per darli alle province, già io più volte interloquito con le province, per mobilitare le risorse che esse possono mettere in campo per la manutenzione delle strade provinciali. Presidente, si torna a parlare del ponte di Messina. Il ministro Franceschini dei Beni Culturali ha lanciato questa proposta e diciamo che è stata anche ripresa da altri. Ecco, che idea si è fatta lei? Stiamo parlando dell'ovvio, cioè io mi chiedo perché ancora il ponte Messina non è stato fatto. Cioè lo Stato, piuttosto che rilanciare ogni tanto, il mio amico della Franceschini è persona seria e quindi se lo fa è perché ne è personalmente convinto. Ma io sono perplesso invece in altri che hanno fatto di tutto per sospenderlo questo ponte, oggi invece sono tutti artificiali. Dico, ma come mai si ritorna a parlare perché oggi con le risorse europee che si rendono disponibili è necessario fare infrastrutture, è necessario fare investimenti di lungo periodo e quindi è il momento per rilanciare nello stretto. Il presidente Musumeci è stato molto chiaro, però noi quello che non cerchiamo è pagine ai giornali nelle quali si discuta di cose e poi non si faccia nulla. Basta talk show e questioni dove si parla del ponte Messina, bisogna farlo, non se ne deve parlare più. Il progetto è già pronto, se si vuol fare si può fare subito senza alcun problema. Presidente, si torna questi giorni, si sta parlando tanto di questi stati generali. Intanto vorrei sapere una sua idea e poi vorrei anche chiederle se in questi stati generali, insomma, le regioni parteciperanno in qualche modo. Guardi, stati generali credo che siano orientati soprattutto agli operatori economici. Noi abbiamo la nostra Camera di compensazione e di interlocuzione, che è la conferenza delle regioni, nella quale fino a ieri abbiamo dialogato e ci siamo confrontati tra le regioni. In questo momento c'è il tema cruciale delle elezioni regionali, ma c'è anche il tema del cosiddetto scudo che lo Stato deve dare alle regioni per far fronte alle minori entrate che le regioni si apprestano a ricevere. Noi abbiamo purtroppo un rebound, una sorta di, come per lo tsunami, no? Dopo il terremoto arriva lo tsunami quando si è a mare, cioè dopo la scossa parte un'onda dall'oceano o dal mare che è effetto di quella scossa, ma arriva dopo. Ecco, noi aspettiamo purtroppo uno tsunami sul piano delle minori entrate, perché evidentemente la paralisi dell'economia crea minore dinamica economica, la stasi dell'economia crea minore gettito fiscale, evidentemente. Basti pensare all'IVA, ma pensiamo anche ai redditi. Se un cittadino ha un minor reddito pagherà meno tasse. Quindi noi prevediamo una minore entrata tra i 7 e gli 800 milioni di euro, le peggiori previsioni arrivano fino a 1 miliardo, e anche qui, non potendo far deficit, non potendo far debito per spesa corrente, l'unico soggetto che può coprirci queste minori entrate è lo Stato. Ecco perché abbiamo chiesto di non pagare l'obolo che ogni anno la Sicilia paga a Roma, il cosiddetto concorso alla finanza pubblica, di trattenerlo per far fronte a queste minori entrate. Questo è un problema molto serio. Ma di questa massa di miliardi che si sta parlando, di oltre 500 miliardi straordinari messi a disposizione dall'Europa, ecco, noi ne potremmo beneficiare effettivamente? Grazie di questa domanda perché è molto importante. Certo, se ne arrivano 170 in Italia,
perché così è stato calcolato, ovviamente non in un anno, in qualche anno. È chiaro che bisogna fare un piano di opere strategiche per finalmente rendere competitivo il nostro paese. Io, per motivi di lavoro, nella mia attività di professionista, prima di fare l'assessore, ho girato il mondo per attività di lavoro, ma se voi andate all'aeroporto di Milano di Nate, appena restaurato, o all'aeroporto di Roma, e poi guardate l'aeroporto di Monaco, l'aeroporto di Bruxelles, l'aeroporto di Mosca, viene da ridere, cioè sembrano aeroporti di 20 anni prima, 30 anni prima. Questo è l'esempio, e parliamo degli aeroporti che sono tra le strutture di eccellenza del nostro paese. Il problema è che l'Italia si è dibattuta per anni sulle cose più marginali, sugli scontri frontali tra Prodi e Berlusconi, o tra D'Alema e Berlusconi, dicendo che c'è la Belzebù, c'è il diavolo, ci siamo attardati in queste banalità, mentre gli altri paesi hanno fatto le grandi coalizioni, si sono messi a lavorare insieme, hanno modernato i paesi. Oggi noi scontiamo un ritardo infrastrutturale drammatico, abbiamo le scuole che crollano, abbiamo le strade che sono inguaiate come quelle che vediamo, abbiamo gli aeroporti di serie B. Ecco, questo è il momento, a mio avviso, con questa grande iniezione di risorse finanziarie, per fare lo scatto in avanti e consentire all'Italia di recuperare il tempo perduto. Non ci saranno altre possibilità. Se perdiamo questa possibilità, l'Italia si deve rassegnare a essere non più una potenza mondiale economica o culturale, ma ha un ruolo di serie B, e questo non lo dobbiamo volere, soprattutto per i nostri figli. Ecco, parlando di Europa, così mi viene una domanda un po' fuori scaletta. Sui fondi europei in Sicilia, a che punto siamo con la spesa, Presidente? Sui fondi europei in Sicilia, io le devo dire che ad aprile, e questo è molto importante, ad aprile la Sicilia è stata la seconda regione italiana del sud, perché sono quelle che hanno le dotazioni più importanti per il livello di spesa. Abbiamo trovato una spesa praticamente a zero, il governo Crocetta ci aveva lasciato una programmazione 2014-2021 completamente ferma, e invece abbiamo rilanciato e accelerato. Io le do un dato: l'assessorato, la mia responsabilità, sotto la mia responsabilità. Bene, io ho trovato sui 102 milioni di spesa che noi facciamo per il sostegno al credito alle imprese, cioè il Fondo Centrale di Garanzia, spesa zero, e noi oggi siamo a 75 milioni su 100, quindi siamo al 75% della spesa. Sul piano dell'agenda digitale, voi operate per tante cose sul digitale, sapete quanto è importante. Bene, sul digitale, sui circa 350 milioni di spesa assegnata alla Sicilia, abbiamo trovato spesa per 1,5 milioni di euro. Noi oggi siamo a 270 milioni di euro, cioè siamo al 54%, oltre il 54%. Quindi dico, c'è stato un incremento di spesa? Assolutamente sì. Guardi, io proprio parlando del digitale, se il lockdown fosse avvenuto 3 anni fa, la Sicilia sarebbe stata in buio totale, perché la rete non avrebbe tenuto. Per fortuna questi anni hanno consentito di infrastrutturare, e la rete ha tenuto, tant'è che c'è chi ha lavorato, chi ha potuto vedere film, che ha potuto parlare con i figli lontani, che ha potuto sottoporsi alla telemedicina, cioè tutti strumenti attraverso la rete che abbiamo realizzato con risorse europee, facendo sì che oggi la Sicilia, non lo dice Gaetano Armao, lo dice la Commissione europea, è tra le prime 5 regioni europee per infrastrutturazione digitale. Presidente, ultime domande che sì. Capisco che lei ha da fare, per cui allora vorrei parlare di quanto è successo ieri con questa vicenda del decreto sulla sburocratizzazione, questo scontro che è avvenuto fra l'ARS e la Giunta. So che c'è stato anche un suo intervento per cercare di panare la matassa. Insomma, com'è attualmente? Perché c'è questo scontro istituzionale tra ciò che propone la Giunta e ciò che propone l'Assemblea? Insomma, allora, noi stiamo proponendo punti di vista diversi, per cui noi proponiamo un intervento. La vicenda. Allora, noi proponiamo un intervento di semplificazione organico, che passa per una semplificazione delle procedure, delle attività amministrative, ma passa anche per una semplificazione delle norme, perché il funzionario annegato tra le norme può avere 10 giorni per fare il provvedimento come limite massimo, ma non ce la fa, perché il quadro normativo è talmente complicato che
Quindi se non si semplificano insieme ai tempi di decisione dell'amministrazione, non si semplifica il quadro normativo, non si risolve il problema. Allora, se dobbiamo vendere in televisione, come si fa con le pentole, una riforma la più bella del mondo, facciamolo pure. Il problema è come cambia la vita sua, come cambia la vita del telespettatore che ci sta vedendo nel rapporto con l'amministrazione. E questa cambia se accanto alla semplificazione delle procedure si introduce la semplificazione del quadro normativo, lo snellimento del quadro normativo e soprattutto se si digitalizza la pubblica amministrazione. Ecco perché abbiamo proposto una serie di misure per la digitalizzazione delle conferenze di servizio, delle relazioni tra il cittadino e la pubblica amministrazione. Questo consente trasparenza, verificabilità della cronologia delle istanze, per cui se lei presenta l'istanza 3 giorni dopo la mia e risulta per tavola, c'è poco da fare perché le carte metti su, metti giù, perché è tutto verificabile. Se in una conferenza di servizi c'è qualcuno che tenta di imbrogliare, se la conferenza di servizi è in videoconferenza, è tutto registrato e quindi si può andare a capire pure il colpo di palpebre che lei sta facendo se è un segnale di intesa o di dissenso. Ecco, la digitalizzazione ha delle inevitabili e importanti conseguenze, anche perché consente al cittadino di Luca Sicula di non doversi spostare per forza a Palermo per fare un'istanza, ma lo può fare attraverso il suo computer. Quindi questo è molto importante perché semplifica la vita, ma ecco perché è necessario un approccio complessivo e non un approccio rapsodico. Poi una delle cose che si era chiesta era quella di avere le valutazioni sugli effetti finanziari. Io ieri non ho avuto nessuno scontro, ho solo precisato che sul punto non si era data la possibilità all'assessorato all'economia di esprimere le proprie valutazioni sia sulle coperture, ma lì non c'è un problema di coperture, quindi era solo un dato formale, ma non c'è e quindi oggi c'è, io l'ho trasmessa, quindi non è più un problema. Ma non si è data la possibilità di valutare le procedure di spesa. Le procedure di spesa sono procedure sulle quali l'assessorato all'economia si deve pronunciare. L'Assemblea sta procedendo autonomamente, vedremo poi in concreto come sarà attuata questa disposizione. Presidente, ecco, vorrei fare un'ultima domanda relativamente ai beni culturali, relativamente a queste lamentele, insomma, mi affido al suo spirito sicilianista. Lei, insomma, io sono stato assessore ai beni culturali, quindi ho una lei viscerale. negli anni precedenti è stato un forte sostenitore dell'autonomia siciliana, ecco, lo so perché insomma la conosco. La tengo accanto stretta. Per cui, ecco, parliamo di questo assessorato dato alla Lega, che ha suscitato tanto, insomma, tante lamentele da parte di molta gente e anche oggi c'è stato come dire, insomma, un appello di tante persone, leggo 1 migliaio che hanno detto no all'ipotesi di riforma. Ecco, vorrei il suo punto di vista, insomma, sia sul fatto io sono d'accordo della Lega e l'identità siciliana e a questa riforma che chiaramente vuole dare anche poteri al Presidente della Regione sull'identità siciliana, insomma. No, allora, io sono d'accordo sulle critiche a questo disegno di legge della Commissione Attività Culturali, perché ci sono, a mio avviso, delle forzature che qualcuno intende portare avanti in danno della trasparenza della pubblica amministrazione, soprattutto di quella dei beni culturali. Quindi io l'ho già ribadito ieri alla Sicilia, i cittadini vogliono un'amministrazione semplice, non un'amministrazione debole. Ai cittadini non serve un'amministrazione debole, serve un'amministrazione efficiente e semplice. Non un'amministrazione debole, perché l'amministrazione debole non cura l'interesse pubblico e si fa sfruttare dal furbo di turno. Ecco perché io sono d'accordo su chi critica certe esagerazioni nei confronti delle soprintendenze. È chiaro che le soprintendenze devono decidere presto e bene, non possono bloccare le attività, ma non è pensabile che ognuno inizia la propria attività e poi si vede se è coerente o meno con il piano paesaggistico. Non si può fare. È necessario quindi accelerare, snellire, semplificare, ma non indebolire eccessivamente la pubblica amministrazione, soprattutto i beni culturali. Per quanto riguarda il collega Samonà, ero con lui proprio mezz'ora fa e discutevamo di sicilianismo. Lui, diciamo, non solo lo conosco per storia personale, a parte che aveva una mascherina con la trinacria, e quindi peccato che non è qui se non lo farei venire, ma no, questo è chiaramente un dato formale, ma è una persona, lo posso testimoniare da sicilianista quale sono, assolutamente convinta della identità siciliana, assolutamente convinta della
della nostra storia, della nostra cultura, dei valori della cultura siciliana e può essere un ottimo interprete della cultura siciliana. Suo padre, peraltro, era vicinissimo alla posizione sicilianista, lui è un cultore, quindi sono preoccupazioni, attenzione, legittime, perché se un sicilianista diventasse assessore alla cultura in Lombardia, quello che è accaduto qui, qualcuno potrebbe dire ma questo che viene a fare qua? Cioè, se domani mattina il presidente Fontana decide di chiamarmi nella sua giunta, sono certo che accadrebbe una cosa analoga. Quindi non è comprensibile che in una Italia purtroppo ancora divisa queste cose accadano. Io credo che con la conoscenza e l'attività che sta svolgendo molto egregia il nostro assessore si potrà dimostrare che lui e anche la Lega, che devo dire io ho visto operare, non è più la Lega di tanti anni fa, non è più la Lega che diceva che il vulcano doveva sommergere la Sicilia. Ecco, mi pare che ci sia una Lega molto attenta, con parlamentari espressi anche in provincia di Agrigento, che hanno una loro cifra a difesa delle ragioni della Sicilia. Quindi mi pare, ecco, ovviamente se ci saranno cose che non saranno coerenti andranno denunciate, ma non credo che questo pericolo... C'era la proposta dell'onorevole Pullara che voleva che la delega dell'identità siciliana, diciamo, andasse al presidente Musumeci. No, io non posso essere d'accordo con l'onorevole Pullara, che pur apprezzo nelle sue attività qui in assemblea. Perché sono stato il primo assessore ai beni culturali di identità siciliana nel 2010 e proprio cominciammo quando arrivai a chiederci che facciamo con questa identità siciliana, era una delega vuota e si è cominciati a svolgere un'attività. Io ricordo il senatore Corrao con il quale costituimmo un comitato proprio per cominciare a studiare nella etnoantropologia, nella musica, nella poesia, nella letteratura la storia siciliana. Vedete, l'identità siciliana non è l'identità di un popolo che ha una storia millenaria, una lingua millenaria, no? Come possono essere i baschi. I baschi, essendo in un enclave, sono un popolo che per centinaia e centinaia di anni si è formato con la sua tradizione, la sua lingua e quindi in qualche modo staccato. Noi siamo un'identità meticcia, cioè proprio nell'essere meticci sta la forza della nostra identità, che è unica, perché l'identità sta nell'omogeneità, ma l'identità sta nella differenza. Avere un'identità mecciata, cioè dove ci sono i normanni, la cultura normanna, la cultura araba, insomma la cassata è l'esempio emblematico della nostra storia. C'è la cultura normanna, la cultura araba, la cultura francese, cioè tutte dentro un dolce che raccoglie la storia della Sicilia. Quella è un'identità multipolare, poliedrica, ma è un'identità e quella va coltivata. Ultima domanda, glielo prometto. Allora, è da molto che non la vediamo ad Agrigento, assessore. Devo assolutamente venire, ne parlavo il mio amico carissimo onorevole Gallo poc'anzi, ci sarò assolutamente nei prossimi giorni, stiamo organizzando un'iniziativa, purtroppo prima c'è stata la pausa, diciamo lo stress del bilancio, poi è scoppiata la vicenda, quindi gli ultimi 5-6 mesi sono stati molto complicati, ma sapete che io ad Agrigento non solo ho il cuore, ma ho anche le spoglie dei miei nonni e quindi sono legatissimo a questo luogo che per me è un pezzo di vita. I primi bagni li ho fatti a San Leone, quindi... Con Gallo si è appianato tutto, assessore? Sì, ma non c'è mai stato nessun problema. Insomma, c'è stato un momento difficile. Vabbè, l'amore non è bello se non è litigherello. Vabbè, l'onorevole Gallo, insomma, siamo amici, è abbastanza. Ascolti, voglio approfittare, lei è stato presidente del CUPA e quindi chiudo... Sì, abbiamo fatto le battaglie importanti oggi. Un CUPA che si ricorda, addirittura c'era chi sfilava le bare perché era quasi morto, un CUPA che ora insomma si è rimesso in sesto. Abbiamo visto anche un nuovo presidente, l'onorevole Mangiacavallo, insomma, l'ho sentito per complimentare. Diciamo, quale sarà il futuro del CUPA e sostanzialmente come lo sosterrete effettivamente da parte del suo assessorato, un po' di tutta la regione siciliana? Lei mi fa una domanda e la ringrazio davvero. Noi non siamo messi d'accordo sulle domande, quindi non assolutamente. E mi fa molto piacere che lei mi faccia. Ma so che lei ci tiene particolarmente, esatto, perché ha speso tanto per il CUPA. Esatto. Io l'ho trovato agonizzante. Ho dovuto
e mi è costato umanamente mettermi contro il mio Ateneo. Io insegno all'Università di Palermo, ma ero nominato dal sindaco di Agrigento, quindi il mio dovere era difendere il CUPA anche contro il mio Ateneo, tant'è che facciamo delle cause che abbiamo vinto, abbiamo, grazie alla vittoria di quelle cause, sostenuto il CUPA, che altrimenti sarebbe stato travolto. Pensate che una mattina si sono presentati con una ingiunzione di pagamento da 10 milioni di euro. Se non ci fossimo difesi, avessimo ottenuto la sospensiva, quelle avrebbero eseguito l'ordinanza e avrebbero chiuso le porte. Io mi sono battuto con tutto il consiglio, Giovanni Di Maida è stato straordinario, ma tutti i componenti del consiglio, anche il rappresentante dell'Ateneo, devo dire tutti leali a difendere una storia, che era una storia importante, che era una storia che trovava un radicamento nella nascita del consorzio e che invece andava valorizzato, convinti come siamo tutti, coloro che sono stati presidenti, anche Maria Mordino, il professore Romano, il professore Lagallo, ovviamente, che il collega Lagalla, siamo tutti convinti che il futuro dell'università non sta nel chiudersi a riccio, ma nel diffondersi nel territorio. E la presenza di Agrigento, per la sua cultura, per la sua storia, per la domanda di tanti giovani studenti che volevano studiare lì, e mi sono battuto proprio per questo diritto allo studio. È stata una battaglia che ha avuto successo, perché non solo abbiamo difeso, ma come si fa a tennis, per cui prima si riceve la pallina e poi si rilancia, abbiamo accusato il colpo, risposto, e poi con l'assessore Lagalla, quando siamo diventati assessori, uno dei primi impegni è stato quello di rifinanziare i consorsi. I consorsi sono ripartiti. Giovanni Di Maida mi raccontava l'altro giorno che addirittura quest'anno una piccola quota è rimasta non spesa, perché il finanziamento addirittura è ceduto le spese che erano fatte, bene, perché lo conserviamo per l'anno prossimo. Quindi il CUPA gode, il consorzio gode di grande salute. C'è anche l'impegno straordinario, e mi piace ringraziare qui il professor Saia, che ha avviato un corso per mediazione culturale molto importante in una terra che questa tematica vive. È ritornata a essere un centro di produzione culturale. Io sostengo ancora, Agrigento è una frontiera culturale d'Europa, non è solo frontiera geografica, ma è anche una frontiera culturale dell'Europa, e quindi è opportuno che la regione faccia tutto quello che può per sostenerla, ma che anche a livello nazionale ed europeo si sostenga questo sforzo culturale. Ultima domanda, perché sa com'è, parlando di Agrigento non posso non ricordare il suo impegno che c'è stato anche per il recupero del Pala Congressi, una struttura che era, diciamo, obsoleta, vecchia, messa da parte. Lei, diciamo, grazie alla convenzione, insomma, ha messo anche delle disponibilità economiche. Addirittura ricordo che lei una delle volte è venuto anche a inaugurarlo. Ecco, sul Pala Congressi ci saranno dei nuovi investimenti? Avete in mente qualcosa? Sì, diciamo, il Pala Congressi sarà tanto noi sul Pala Congressi l'abbiamo riaperto, e grazie alla convenzione col parco, che anche l'onorevole Di Mauro aveva seguito, e devo dargli atto di aver avuto questa intuizione, abbiamo realizzato, perfezionato e abbiamo rilanciato. La cosa molto importante adesso sono le opere di consolidamento. È una struttura che ha bisogno delle manutenzioni. Noi abbiamo stanziato con la legge di stabilità 50 milioni per gli immobili di proprietà regionale per fare dei lavori di manutenzione. È essenziale che tra le priorità, mi impegno oggi con lei, e la ringrazio per questa domanda perché mi consente di prendere un impegno con i cittadini di Agrigento, che una delle priorità sarà proprio offrire lavori di manutenzione straordinaria al Pala Congressi, per renderlo ancora più competitivo, ancora più capace di accogliere congressi. Certo, in questo momento appena troveremo, però dico, è il momento per fare queste cose, le manutenzioni, proprio perché oggi i congressi non si possono fare, è il momento per fare le manutenzioni, e quindi fare quello che non si può fare quando invece è necessario ospitare le persone. Quindi è il momento. Queste risorse le mobiliteremo a breve. La priorità, e mi impegno a farlo, sarà data da Agrigento. Bene, su Agrigento cosa dire? Lei, ho visto che anche sostiene parecchie iniziative culturali, parliamo pre-Covid, speriamo insomma di riportarle. Ha sostenuto diverse iniziative, diversi momenti culturali, insomma anche la festa del mandorlo, altre iniziative, quelle su Pirandello, insomma ci sarà un sostegno anche in futuro per cercare di ripartire anche qui nella nostra città, con la Valle dei Templi, col parco, ma penso anche, diciamo, alle altre zone, senza trascurare
nessuna parte. La zona di Licata, la zona di Sciacca, sulla quale stiamo impegnando per la riapertura del teatro. Abbiamo il bando per le terme già in pubblicazione, quindi aspettiamo le offerte per il rilancio delle terme. La provincia di Agrigento è, per il mio impegno politico, priorità assoluta. Su questo prometto che questa è l'ultima intervista che facciamo non in presenza, quindi la prossima verrò a parlare in studio da voi. Con piacere, grazie professore Armao, le auguriamo un buon lavoro e speriamo insomma di vederla presto qui ad Agrigento. Grazie, buona giornata. Grazie, buonasera.